Addirittura si corre il rischio di dover riaprire tutta l'autostrada per cambiare il manto, tant'è l'inquinamento che è stato fatto, pare, in maniera illegittima e quindi criminale da parte di alcuni soggetti. Le ombre sono nere, le prospettive inquietanti. Valdastico Sud, l'inchiesta dello scandalo sui rifiuti tossici sotto l'autostrada, si avvia, le battute conclusive, ma resta da capire il futuro sia della infrastruttura sia dell'ambiente circostante. Purtroppo ci sono 15 chilometri di rifiuti tossici sotto quell'autostrada. È emerso che c'è questo cromo esavalente, questo veleno pericolosissimo per tutti i cittadini che rischia di andare nel terreno e nelle falde. Fare presto per evitare la beffa dei termini giudiziari. Il pressing è quello del Movimento 5 Stelle, una delegazione composta fra gli altri del portavoce in Senato Enrico Cappelletti, del capogruppo in Regione Jacopo Berti, ha incontrato il PM veneziano Rita Ugolini della Direzione Distrettuale Antimafia. La Procura si sta muovendo bene, in maniera celere e certa. Certo che purtroppo i tempi della prescrizione sono sempre molto corti e questo a noi non va bene. Sul processo alleggiava la possibilità della prescrizione perché il procedimento è stato avviato nel 2009 e questi reati vengono prescritti dopo 7 anni. Ma pure senza entrare nel merito, spiegano i 5 Stelle, il PM ci ha assicurato riguardo al fatto che il procedimento si chiuderà a breve, nelle prossime settimane. Erano 27 gli indagati all'inizio dell'inchiesta, saranno 3 gli imputati a processo nel giugno 2016, dirigenti del consorzio che ha fornito il materiale tossico. Ma oltre alla vicenda giudiziaria resta la preoccupazione sulla effettiva portata dell'inquinamento. Purtroppo non si riesce ancora a capire quanto di questo veleno sia stato nascosto sotto questa autostrada. Da un'autostrada a un'altra, nel mirino dei 5 Stelle finisce anche la Brescia-Padova. Qui non c'entra l'inquinamento, ma l'uso del denaro pubblico. Il senatore Enrico Cappelletti ha depositato oggi alla Corte dei Conti un esposto denuncia riguardo alla prossima cessione di A4 Holding agli spagnoli di Albertis. Il concessionario vende agli spagnoli in tasca 1 miliardo e 200 milioni di euro e noi ci chiediamo ma perché non è stata fatta indetta una gara pubblica? In quel modo 1 miliardo e 200 milioni sarebbero andate nelle tasche dello Stato. Vorremmo che la Corte dei Conti e soprattutto l'Autorità Nazionale Anticorruzione ci dicesse se questo va bene.